Ritiene che l'intervento fatto sulle palme di Agrigento non sia idoneo, perché? Io non ritengo, io leggo dalla stampa, circa un mese fa è stata diramata una nota stampa da parte dell'assessorato comunale dove dice che sono state trovate solo 3 palme infette al San Leone, che le 60 palme, attenzione, 60 palme insistenti nel territorio comunale sono tutte state disinvestate e c'erano allegate delle foto con degli operai che stavano agendo in quella maniera lì, che erano raffigurate nelle foto. Io, siccome ho attinto delle notizie con il personale specificatamente aggiornato su queste cose, agronomi ed altro, mi sono aggiornato e sono andato a prendere pure una disposizione della Regione, un decreto della Regione dove dice intanto per come devono essere fatti gli interventi, da chi devono essere fatti e come devono essere fatti. Poi se sono quelli i numeri che dà il Comune, cioè 60, io da un censimento che sono andato a ricercarmi io tramite, ripeto, gli agronomi, tramite il servizio che c'è ad Agrigento ci sono 800 palme. Quasi parla in quell'articolo di 60 palme, cioè le altre 740 chi le ha disinvestate? Io? No, sicuramente. Allora sto chiedendo lumi all'amministrazione dove chiedo infatti quale personale ha censito le palme, quale personale tecnico ha deciso l'intervento, perché a modo di dire di qualche tecnico che io ho interpellato è stato fatto un errore nella disinvestazione. Quale è il personale che ha praticato oltretutto gli interventi e aveva l'idoneità a fare questi interventi? Che personale l'ha fatto? Io solo l'hanno fatto gli impiegati del comune stesso, assurdo, non può essere, devono essere persone specializzate. In ultimo chiedo cosa è stato fatto e cosa si intende fare in futuro per questa situazione. Il punteruolo rosso, così come simpaticamente ne parlavo poco fa col vostro direttore Angelo Ruoppolo, è un insetto che infesta le palme. Angelo non infesta sicuramente questa palma, però l'insetto è pericolosissimo. È una situazione che oltretutto noi andremmo a procurare un danno al patrimonio comunale delle piante che sarebbe inestimabile, perché ci sono palme che sono da 50 anni, da 60, 100 anni ad Agrigento. Non riesco a capacitarmi come il comune, l'amministrazione, io non sarò mai, non andrò mai sul personale, io voglio capire come l'amministrazione ha diramato questi dati. Sono dati assurdi, da 60 a 800, mi sembra che l'assurdo siano le 740, che fine hanno fatto? Non penso siano andate in nessuna villa, spero.